L'insegnamento del friulano non sottrae ore di lezione alle altre materie, proprio perché in questo curriculum complessivo in cui noi andiamo ad agire abbiamo una quota del 20% che in ogni caso è destinata all'autonomia scolastica. Quindi all'interno di questa quota noi abbiamo appunto l'ampliamento dell'offerta formativa, ma abbiamo anche il friulano. In più, nella maggior parte dei casi, il friulano viene utilizzato come lingua veicolare attraverso la modalità CLIL. Questo acronimo sta per Content and Language Integrated Learning e quindi è l'insegnamento della lingua e della disciplina che avviene in maniera integrata. Questo vuol dire che io posso utilizzare la lingua friulana proprio per svolgere le discipline di studio. In questo modo si capisce bene che nulla viene sottratto. In più, proprio perché io posso realizzare all'interno di questa quota di autonomia il mio insegnamento, sta alla fantasia del docente poi agganciare l'insegnamento del friulano a tutta una serie di offerte formative che vengono date dalla scuola e posso agganciarlo o alle cosiddette materie di studio oppure ad altre forme di educazioni, di attività, di progetti che vengono realizzati all'interno della scuola. Come organizzo però il mio insegnamento linguistico? Ebbene, devo attivare dei moduli orari che mi consentano quindi di svolgere 30 ore di lezione durante l'anno. Dato che però il curriculum della scuola è estremamente flessibile e libero, l'insegnamento può essere realizzato su base settimanale, plurisettimanale, proprio a seconda delle esigenze della scuola. Se ad esempio voglio organizzare un evento particolarmente importante, significativo, che ha a che fare con la lingua friulana, posso in questo caso potenziare l'insegnamento per un periodo dell'anno e quindi svolgere più ore di lezione in un determinato periodo e diluirle in un altro in cui invece ho esigenze differenti. Nell'ambito quindi del modulo di 30 ore io ho libertà di scelta all'interno appunto dell'organizzazione didattica, quindi il friulano non sottrae ore di lezione alle altre discipline scolastiche. Oltre a questo, va anche sottolineato il fatto che ci mettiamo in una dimensione di estremo plurilinguismo. Consideriamo che le competenze chiave dell'Europa sono 8 competenze chiave che il Parlamento europeo e il Consiglio hanno indicato ancora nell'anno 2006. Come ben sappiamo l'Europa non ha competenza primaria nell'ambito dell'istruzione, ma attraverso una serie di raccomandazioni sta influenzando non poco l'attività nell'ambito dell'istruzione degli Stati membri. Ebbene, nel 2006 sono state indicate 8 competenze chiave che lo Stato italiano ha recepito nelle competenze di cittadinanza e in queste competenze una parte principale data proprio dalla dimensione linguistica, sia della madrelingua sia delle altre lingue comunitarie e minoritarie. Questo significa quindi inserire l'insegnamento del friulano in un contesto plurilingue in cui è presente la lingua madre, in cui è presente la lingua inglese, che è la prima lingua comunitaria che viene realizzata nella scuola primaria e come prima lingua nella scuola secondaria di primo grado, ma anche all'interno di tutto un contesto linguistico che ha a che fare con la seconda lingua straniera o con le diverse lingue di maggioranza o di minoranza che vengono parlate. In più consideriamo che adesso sta per partire il nuovo grande programma europeo Erasmus+, che ancora una volta prevede il potenziamento linguistico. In questo contesto plurilingue si inserisce anche la lingua friulana.